Un importante avvenimento oggi, la visita dell'assessore per la premiazione e la consegna dei diplomi dell'ITS, una struttura scolastica in aggancio col mondo del lavoro che è importante, come diceva lo stesso assessore, per una zona disagiata montana che è quella dei Sicani. Assolutamente sì, ringraziamo l'assessore Turano per essere stato qui a Bivona e anche per l'attenzione che ha dato a questo territorio sul ridimensionamento scolastico. Ho ribadito i ringraziamenti per avere dato ascolto ai sindaci e alle richieste dei sindaci, quindi di questo io ne sarò grato all'assessore Turano per quello che ha fatto. Oggi è un'importante giornata dove si rilasceranno i diplomi a quelli che hanno finito il corso dell'ITS, un ITS importante non solo per Bivona ma per tutto il territorio, dove stanno partendo diversi corsi e dove c'è l'alta formazione, dove ci sono quasi tutti i docenti sono docenti della facoltà di agraria, quindi si mette a disposizione del territorio e delle aziende del territorio il personale formato che può venire incontro a quella domanda di lavoro specialistico per far progredire le nostre aziende, ed è su questo che bisogna lavorare, sull'alta professionalità per mettere proprio a sistema la domanda e offerta di lavoro, ed è quello che vogliamo fare. Oggi quindi ritorna un pezzo di università nel nostro territorio, quindi non possiamo che essere soddisfatti di questo e sostenere il più possibile queste iniziative così importanti. Assessore, oggi qui a Bivona per la premiazione degli ITS, non solo a Bivona ma in un giro in diverse scuole dell'Agrigentino. Ecco, parliamo ora di questa interessante struttura scolastica. Beh, guardi, noi oggi stiamo girando le scuole dell'Agrigentino e facciamo soltanto il nostro dovere, perché siamo qua per sostenere tutte le scuole che abbiamo razionalizzato e per far capire che la Regione da un lato costruisce percorsi virtuosi che mettono ordine e dall'altro sostiene anche con l'ITS percorsi strategici che possono portare posti di lavoro e opportunità per i territori. Lo abbiamo fatto convinti come siamo che soltanto facendo una sana istruzione si può creare una prospettiva di crescita dei territori, e lo abbiamo fatto convinti come siamo che le operazioni di spopolamento nelle realtà vanno combattute con la cultura e col desiderio e la necessità di far emergere delle opportunità per gli stessi territori. La scuola e l'ITS rappresentano proprio questo. Ecco, perché sono importanti gli ITS a differenza degli altri istituti scolastici? In un territorio precario, ce ne sono 11 in tutta la Sicilia, in un territorio particolare, lei ha detto nel suo intervento che preferisce dare una preferenza, una priorità a questi territori. Beh, guardi, gli ITS rappresentano lo snodo tra il mondo della formazione e dell'istruzione e il mondo del lavoro, perché negli ITS fanno parte anche le aziende che poi, dopo aver qualificato le persone che escono dalla scuola con una qualifica appunto particolare, le portano dentro le aziende. In un posto dove i ragazzi vanno via perché non trovano prospettive di lavoro, portare qua i corsi che formano le persone con le aziende che poi assumono è, come dire, una scommessa che io considero importantissima. Ecco, i fondi del PNR per le scuole come li state gestendo? Di fondi ne abbiamo veramente tanti e non c'è un solo sindaco che chiede qualcosa che non venga accontentato. Io tutto quello che posso fare per l'ammodernamento, per la ristrutturazione delle scuole, con i nuovi bandi o con i fondi per l'edilizia scolastica l'ho messo in campo, così come lo sto facendo anche in favore dell'edilizia residenziale universitaria, anche per i poli decentrati, cioè per Agrigento e per Trapani. Oggi un momento importante a conclusione di un anno scolastico che vede diversi premiati con la consegna dei diplomi, ma a parte questo, ecco, cosa vuol dire la presenza dell'ITS in un territorio come quello dei Sicani montano? Ecco, oggi è un momento per noi particolarmente bello, perché è la conclusione di un primo percorso iniziato nel 2017 con grande impegno, grande rigore e grandi sacrifici culturali
che hanno portato all'ITS Academy Sicani verso la conclusione del primo percorso di questi diplomati. Sono dei diplomi che hanno visto un focus sia nel settore lattiero-caseario, e quindi dalla produzione primaria delle risorse foraggere sino ad arrivare alla tecnica di trasformazione e commercializzazione delle produzioni zootecniche. L'altro percorso ha riguardato fondamentalmente il settore dei cereali. Dove il grano duro rappresenta il fulcro di questo settore nel settore agroalimentare. L'ITS è un elemento fondante per lo sviluppo del territorio, perché solo attraverso le competenze, attraverso la formazione di un tecnico solido, ricordiamo che i percorsi sono biennali, sono 1800 ore di formazione erogati, dico, al di là del titolo prestigioso di un diploma di istruzione tecnica superiore che dà accesso a tutta una serie di canali anche di collocazione nella scuola, nella possibilità di avere riconosciuti crediti formativi all'università. L'ITS è questo, il momento di incontro tra la formazione e le imprese, perché sono le imprese stesse che sono all'interno della Fondazione ITS Academy e che erogano la formazione nei confronti dei nostri studenti. Oggi qui alla consegna dei diplomi dell'ITS, quanti sono importanti sia per il lavoro e anche da un punto di vista, diciamo, scolastico, questi nuovi indirizzi? Ma insomma sono dei corsi di due filiere dell'agroalimentare, la lattiero-casearia, quella del grano e della sua trasformazione, e sono dei corsi di formazione, di alta formazione molto importanti, soprattutto per le competenze che hanno trasferito negli studenti e che sicuramente potranno essere valorizzate nel territorio dalle imprese, dalle aziende che qua vi operano. C'è una sinergia tra l'università e questo tipo di scuole? Sì, c'è una sinergia in quanto molti dei docenti che hanno insegnato in questi corsi sono dei docenti universitari e i docenti hanno avuto anche il ruolo di raccordo con le imprese per consentire agli studenti di effettuare degli stage presso le aziende del territorio. Carmelo Mattina, sono un studente che si è appena diplomato verso l'ITS di Bivona. Ecco, ci parli di questa esperienza? È stata un'esperienza abbastanza formativa, di crescita, sia molto professionale anche a livello di istruzione. È durato 2 anni il percorso, dove ci ha formati davvero abbastanza bene tutta l'organizzazione dell'ITS, e ora quindi abbiamo conseguito il diploma di tecnico superiore nella filiera di grano duro in ambiente mediterraneo, e quindi ora, grazie a queste nozioni, quindi a questo studio che abbiamo fatto in questi 2 anni, questo percorso che abbiamo fatto in questi 2 anni, io e i miei colleghi porteremo le nostre competenze nelle aziende che andremo a lavorare, per cui già lavoriamo. Maria Grazia Argento. Ecco, parliamo di questa esperienza. Oggi lei ha preso questo diploma, ecco, lo consiglierebbe anche ad altre persone? E qual è la tipicità di questo corso che avete fatto? Sicuramente, perché mi ha permesso di approfondire le mie conoscenze sia dalla produzione primaria fino alla panificazione, quello che a me interessa, perché io parto da una passione per il lievito madre e il percorso è stato molto interessante. I professori sia universitari che non ci hanno permesso di acquisire le competenze in generale. Quindi è spendibile nel mondo del lavoro? Sì, assolutamente, ti aiuta molto nel trovare lavoro. Quindi lo consiglierebbe? Assolutamente sì.